Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. To give away, I sit and laugh at fools in love. There ain't no such thing as love. No angel singing up above today. Girl, I don't believe. Girl, I don't believe in what you say. You say your heart is only mine. I say to you, you must be blind. What makes you think that you're so fine? That I would throw away the groovy life I lead. 'Cause maybe what you got, yeah, it sure ain't what I need. Girl, you better go. Girl, you better go away. I think that life with you would be just not quite the thing for me. Why is it so hard to see my way? Why should I be stuck with you? It's just not what I want to do. Why should an embrace or two make me such a part of you? I ain't got no heart to give it. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a voi, buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie Natalia, siete sulle frequenze di Radio Libertà, questa è Chilometro Zoom, fra parentesi oggi non saprei neanche dirvi il titolo di questo pezzo, perché vi racconto questo, perché questo è uno dei primi pezzi del Zappa del 1900, se ricordo bene, 66, quindi non mi ricordo il titolo. Non mi ricordo il titolo perché sono cose da veri intenditori e ce n'è solo uno qua di vero intenditore. L'uomo che rimane dall'altra parte dell'etere, l'uomo, la presenza oscura di questa radio, quello che dal suo trono della periferia di Milano conduce tutte le sere Zoom. È lui, il mitico, l'inesorabile Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1153 di oggi, venerdì 13 di marzo dell'anno del Signore 2026. Inesorabilmente cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se volete dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Tra l'altro il pezzo di Frank Zappa, I Ain't Got No Heart, del 1966, Sono senza cuore. Natalia, buon lavoro, come vedi ce l'abbiamo fatta ad arrivare a venerdì, grandissima Natalia. E vi ricordo il telefono 0292947222 quando ve lo diremo noi.
Allora, esauriti i riti di introduzione, veniamo insomma alla situazione attuale, perché non so se lo sapete, ma l'Italia ha cominciato il ritiro dei suoi militari dall'Iraq, da Erbil, e questo pomeriggio tra l'altro l'ADN Kronos ha intervistato come si dice, ha intervistato il generale Giorgio Battisti, primo comandante della missione militare ISAF in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico, il quale sostanzialmente ha spiegato che ci vorrà tempo perché bisognerà fare tutta un'attività di intelligence, anche perché i nostri mezzi dovranno viaggiare per 215 chilometri fino al confine con la Turchia, dovranno passare attraverso il Kurdistan iracheno, gli elicotteri voleranno solo se ci saranno condizioni di sicurezza, quindi se no evidentemente ci vorrà qualche camion con rimorchio per portarselo, e quindi noi ce ne andiamo e ce ne usciamo da questa situazione. Il Consiglio Supremo di Difesa quest'oggi, ve lo dico, che è l'autorità presieduta dal Presidente della Repubblica e che serve allo Stato per poter meglio gestire lo strumento militare, ecco, il Consiglio Supremo di Difesa quest'oggi ha autorizzato l'uso delle basi secondo i trattati bilaterali. Un'ultima cosa, sapete che il Financial Times ha scritto che l'Italia stava trattando insieme con l'Iran, cioè insieme alla Francia con l'Iran, per avere passaggio libero per le nostre navi nello stretto di Hormuz. La notizia è stata vigorosamente smentita dal nostro governo. Quindi noi un po' ci tiriamo fuori dall'occhio del ciclone che sta arrivando, è bastato un drone iraniano a farci cambiare idea, e un po' diciamo che ci barcameniamo con gli alleati per quanto riguarda l'uso delle basi. Non so, io ho una visione diversa di come si dovrebbe comportare un paese in questa situazione. Cosa faresti te? Ora, vorrei, così ti faccio licenziare direttamente alla radio. Antonino Premier. No, non è Antonino Premier. Danna Premier, cosa faresti? No, sai, tu hai lì i tuoi soldati che sono peraltro in missione di pace, però evidentemente all'interlocutore a cui tu non hai fatto niente, perché l'Italia, ripeto, non è in guerra, non è che abbiamo mandato i nostri caccia a bombardare Teheran o ci sono le nostre navi da guerra che incrociano al largo dello stretto di Hormuz. Eppure, nonostante tutto, un drone iraniano è caduto sulla base italiana di Erbil. Quantomeno una rispostina sarebbe stato giusto dargliela, almeno per il mio modesto parere. Certo, è chiaro che questo avrebbe innescato eventualmente qualche altra risposta, avrebbe potuto innescare qualche altra risposta, ci avrebbe potuti trascinare in questa vicenda. Al tempo stesso l'Italia cerca di non fare la Spagna della situazione, che francamente sta adottando una posizione che definire disgustosa e farle un complimento, per cui l'Italia comunque cerca di salvare la faccia mantenendo il suo ruolo di alleato all'interno della NATO con gli Stati Uniti e di paese amico di Israele. Non so, nel 1986 Gheddafi tirò 2 missili che caddero al largo di Lampedusa. È vero che l'Italia non reagì, è vero che l'indomani Andreotti andò a trovare Gheddafi nella tenda in mezzo al deserto, però è altrettanto vero che Craxi ordinò l'operazione Girasole, che portò a un forte pattugliamento del braccio di mare tra Lampedusa e la Libia da parte delle nostre navi da guerra. Non ho altro da aggiungere. Famoso VIP, c'era il VIP una volta, la vigilanza pesca. La vigilanza, venivano anche scortati i nostri pescherecci all'epoca. Detto questo, io andrei però, mi appropinquerei verso un altro argomento. Sì. Dato rispettiamo un po' il canovaccio che ci eravamo dati. Mi vai fuori tema. So che no, io ho dato delle notizie. Delle notizie, perché non è che noi altri facciamo ciao chi sei, da dove chiami, che musica vuoi sentire. Noi facciamo i giornalisti, quindi dobbiamo dare anche queste notizie quando tu succedono. Fai il giornalista, io sono un povero rifugiato a Radio Libertà che usa quest'ora durante la settimana per ossigenarsi il cervello insieme a te.
Detto questo, sono le 17:44 minuti, stavo guardando le notizie che mi arrivano sul cellulare che sono sempre peggiori, ma dal mio punto di vista lavorativo, quindi spero di non dovermi staccare dalla Sì, radio. piuttosto Io sono dove in quel di sei? Milano. Dici dove sei. Io sono nello stand che abbiamo qua come Parco Nazionale, in quel di Rho, Fiera Milano, e lo dico a tutti quelli nostri ascoltatori che vogliono venirmi a insultare, no scherzo, che vogliono venirmi a trovare a Rho, che se vengono alla fiera, fai la cosa giusta, penso che sia completamente gratuita, quindi non ci sono neanche problemi da dire venite a spendere delle palanche, cosa che in un ligure può già farti partire male il sabato o la domenica, quindi a gratis. Vero Truscia, è gratis la fiera? Perfetto. Ho preso un parere in diretta, quindi venite gratis, venite a trovarmi, se girate, siamo di fronte allo stand della Sicilia, quindi siamo anche davanti alla tua terra natia, no. Mezza terra natia, vabbè, esatto. Dai, te sei mezzo siciliano, mezzo calabrese. E quindi però c'è vicino anche alla Calabria, quindi vicini alla tua terra natia, alle tue terre natie, e quindi insomma siamo qua. Una bella fiera sull'outdoor, sul turismo un po' diciamo meno da VIP forse, ma è quello del trekking, del passeggiare nei sentieri. Naturalmente noi con una rete sentieristica importante, 130 km, non potevamo mancare a questa fiera nazionale ma internazionale. Però non so se è in linea la nostra Fulvia. Sì, è in linea. Cosa ci dici? Allora diamo voce a una parte del paese, di una regione che molte volte, così farò arrabbiare tanti cittadini del Molise, ma questa regione che rimane un po', ma tutti gli dici dov'è? Posizione, metti il dito sulla cartina, tipo come ha fatto come si chiama con l'Egitto, che no, detto è su e giù. Secondo me se noi diciamo a qualcuno, tra parentesi, poi ti racconto dici dov'è il Molise, io mi immagino che è lì che cercano, Però detto questo, noi marinai che circumnavighiamo lo stivale parecchie volte lo conosciamo bene, sappiamo bene dov'è il Molise, lo sappiamo anche perché c'è la meloncina del Molise, la nostra meloncina, che è la Fulvia Termioli, per il suo carattere e il suo leader da capopopolo, che è anche un'armatrice di 2 o 3 pescherecci addirittura proprio nella marineria di Termoli, e è qua con noi. Io ti saluto Fulvia, grazie di essere con noi oggi per parlare soprattutto dei problemi di pesca, ma di parlare di un problema della pesca, che è quello del caro gasolio, perché abbiamo iniziato con i problemi internazionali, quindi quello che sta succedendo in giro per il mondo, e naturalmente questo si ripercuote anche sul primario. Abbiamo parlato di agricoltura l'altro giorno, parliamo oggi di gasolio. Fulvia. Buonasera a tutti quanti, grazie per l'invito innanzitutto, per dare comunque spazio anche a questo settore che molto spesso è distrattato e mal visto, in maniera assolutamente non corretta. Grazie ancora. È il minimo della Fulvia. È finito qua il collegamento, no scherzo. No, grazie. Raccontaci, grazie ancora e grazie, e la salutiamo, no? Assolutamente. Parlaci un po' di quello che state vivendo, fra problemi di regolamenti. Te, fra parentesi, sei una nordica che è andata a distanza. Te sei originaria di Torino? Dove vieni te? Qual è la tua storia, Fulvia? Innamoratissima di un pescatore, e ho abbracciato questa terra stupenda che è il Molise e la pesca. Poi termine speciale, certo. E allora raccontaci un po', come te che arrivi diciamo dal freddo nord, arrivi a Termoli, tanta speranzosa con tuo marito un'azienda di pesca, ma com'è nel 2026 la pesca a Termoli, soprattutto questo momento del caro gasolio? Cosa sta succedendo? Allora, come avete già fatto voi nell'introduzione, questa nuova, diciamo, prospettiva che si è fatta della guerra ha subito, ancora prima che i missili toccassero l'Iran, fatto balzare i costi dei carburanti
in maniera vertiginosa su tutto quello che era il discorso nafta. E questo non tocca solo la pesca naturalmente, ma ha toccato tutti i produttori, camionisti, agricoltori e chiunque ha comunque a che fare con la nafta, e che vogliasi dire di energia alternativa, purtroppo certi settori di energia alternativa, oltre che il petrolio, non se ne può fare a meno. La speculazione c'è stata, continua ad esserci in maniera sicuramente spropositata. Purtroppo gli interventi da parte dello Stato non sono in questo momento assolutamente calati e il nostro prodotto ne sta risentendo, nel senso che i costi erano già alti prima, perché comunque noi veniamo ancora reduci da quello che è successo con l'Ucraina e il non più acquistare i carburanti a cifre diciamo buone dalla Russia, che dir se ne voglia, e quindi mai si è abbassata in maniera corretta. Quindi nonostante tutte le agevolazioni che ci sono, i costi sono sempre troppo alti, perché bisogna ricordare che un peschereccio non va solo a nafta, ci sono tanti altri costi sempre legati comunque all'energia, senza contare che siamo diventati adesso noi un settore a rischio più del panda, cioè una volta era il panda il settore, cioè l'animale a rischio di estinzione, adesso è il pescatore, perché questo settore è talmente stato trattato male che non abbiamo neanche più un cambio generazionale, quindi non ci sono più pescatori, non riusciamo più a mandare avanti le nostre attività se non la vecchia guardia, finita quella sarà molto difficile. Vessazioni dalla comunità europea e Viviani ne potrà raccontare a bizzeffe di questa storia. Oggi il carburante praticamente sta dando il colpo di grazia alle aziende. Noi oggi abbiamo dei costi di produzione che sono praticamente annullati grazie ai costi per far lavorare le nostre aziende. Noi abbiamo avuto degli aumenti di 50. Certo, sono i costi di produzione così alti, Fulvia. È arrivato addirittura a €1,20. E ricordo a chi non sa cos'è questo settore che ci sono imbarcazioni che portano anche 1.500-2.000 litri al giorno. Quindi, sì, ricordiamo che il gasolio della pesca, Fulvia, ricordiamo che il gasolio della pesca, l'abbiamo ricordato tante volte, abbiamo parlato di caro gasolio già altre volte su Radio Libertà, certo, è già diciamo detassato, però quindi senza accisa e senza IVA, però perché ne fai veramente come quello agricolo, ne consumi veramente tanto, e soprattutto per la produzione. Il fatto è che arriva a delle cifre che paradossalmente diventa quasi, e penso che tanti già in Liguria l'abbiano scelto, tipo l'amico Capelli, che è sempre anche su queste frequenze ha parlato svariate volte, ha scelto di non uscire in mare. Amico, nonostante siamo in due versanti opposti del Mediterraneo, del Mediterraneo, però anche lui mi ha già detto che non andrà in mare, comunque rimarrà fermo e sul chi va là, perché dice tanto per pagare poi alla fine del mese e rimettere nel gasolio ha poco senso. Fulvia, ti faccio una domanda. Purtroppo possono permettersi questo discorso, certo, perché purtroppo c'è anche da dire che le aziende, come tutte le aziende, hanno fatto degli investimenti anche a lungo termine con impegni economici da affrontare, chi con i mutui delle banche perché ha fatto cambiamenti di motori piuttosto che adeguamenti e robe varie. E poi comunque, tu lo sai benissimo, la barca più stupida ha 3 dipendenti a bordo e quelle persone comunque tu devi riproteggerle. Io mi fermo, è vero, e poi dopo a fine mese a queste famiglie cosa gli dai da mangiare? Cioè tu comunque non puoi fermarti. Non sempre il discorso mi fermo e poi dopo vediamo può essere una soluzione. Cioè, il fermarsi non sempre è la medicina corretta, anzi molti purtroppo non possono fermarsi, anche se sanno perfettamente che l'uscita in mare può essere più dispendiosa di quello che entra. Però purtroppo il pescatore è un animale da lavoro, è
E questo è il nostro problema. Il nostro problema è che noi non siamo considerati, vorremmo avere un attimino, cioè, come posso dire, essere più visti come una categoria fondamentale per questo settore, perché il nostro prodotto, tra l'altro, tu lo sai benissimo, è uno dei prodotti più buoni che abbiamo, perché la nostra Italia, oltre il chilometro zero e buona cucina, ha un ottimo pesce, e ce n'è, per quanto vogliono dire che i nostri mari sono in sofferenza. E in questo momento posso dire perfettamente che non siamo in sofferenza. Il problema è che avremo bisogno dei tavoli istituzionali che si confrontino direttamente anche con noi pescatori. Il caro gasolio oggi è la cosa che più sta fermando le imprese, che non tutte però possono permettersi di fermarsi, anche perché come al solito noi non abbiamo riprotezioni come cassa integrazione piuttosto che altri tipi di, come si dice, aiuti. Chiedo scusa, sono Danna, buonasera Fulvia. Buonasera. Vorrei un dato per i nostri ascoltatori. Io stamattina, passando in macchina davanti alla pompa, una pompa indipendente, il diesel era 2,04 euro. Quanto viene la nafta marina al momento? Un litro? Allora, qui questa è un'altra bella cosa. Dipende dai porti, dipende da dove sono ubicati. Si parte da un minimo oggi, ti dico, che può andare dai 94 centesimi fatti in un porto, e ho sentito colleghi che in altri porti sono arrivati addirittura a 1,20 euro. Quindi il nostro problema è che dipende dal porto dove ti trovi. Ci sono porti che sono arrivati a 1,20 euro, 1,25 euro. Non c'è un... Però ribadisco, abbiamo avuto degli aumenti superiori a quelli che potrebbero essere quelli della pompa. Ecco. Poi dipende anche da quanto consumi, da quanto ne fai, cioè le variabili sono tante. Comunque abbiamo avuto in questa settimana, in questi 10 giorni, aumenti di 40, 50, anche il 50%. Ecco, precisiamo una cosa, lo diciamo. Ecco, precisiamo una cosa, lo diciamo per i nostri ascoltatori. La nafta marina, che peraltro non è diversa da quella che voi fate alla pompa con la macchina, differisce solo il colore per essere identificata, perché è azzurra, è colorata col colore azzurro, mentre invece il diesel è di colore giallo, quello che voi fate alla pompa. Non è che siccome costa 94 centesimi allora uno dice vabbè, ce l'hanno grassa i pescatori, perché, e Lorenzo può confermarlo, un peschereccio ha bisogno di circa 3.000 litri di diesel per più o meno un peschereccio grande quanto il Savonarola. Diciamo che vanno dai motori di ultima generazione, poi dipende dalla grandezza, possono partire da 800 litri giornalieri a anche 2.000 litri al giorno. Dipende dal tipo di pesca che fai, dal tipo di natante, le variabili sono tante, ma diciamo che il range è tra gli 800 e i 2.000 litri giornalieri. Ecco, quindi pensate il carico che è addosso a chi fa pesca in maniera seria, perché non è che stiamo parlando con la proprietaria di un gozzo, stiamo parlando di un'armatrice con 3 pescherecci, quindi sa benissimo, esattamente come voi lo sapete grazie a Lorenzo e a suo padre, che è un'impresa seria, quindi non è una cosa facile. Diciamo che ne movimentiamo tanta, e poi un peschereccio naturalmente non va solo a nafta, insieme alla nafta ci sono tanti altri contorni che giustamente, cioè, il peschereccio il suo unico costo non è la nafta, e tanta altra roba che va accumulata. Ora, un altro problema nasce che se c'è questa crisi e questa paura che è stata messa comunque dai media, giustamente o ingiustamente, diciamo che il prodotto, per quanto ce n'è, viene deprezzato perché le vendite sono rallentate. Quindi se ti faccio un esempio stupido, se un gambero oggi a noi veniva pagato a 5 euro al chilo o 4 euro al chilo, proprio perché si è rallentata la vendita del prodotto, perché la gente tende a fare più economia, si deprezzano il prodotto dicendo non si vende, e quindi si abbassa il prezzo per non lasciarlo invenduto. Quindi oltre al danno degli aumenti dei costi di gestione c'è una diminuzione sul valore del prodotto, e quindi la situazione si aggrava già più di quanto non è gravata. E tu, avendo un prodotto fresco, cioè perché noi lo portiamo sui mercati vivo,
non hai la possibilità di metterlo da parte e dire lo vendo quando il mercato si rialza, lo devi vendere subito perché è fresco, quindi non puoi fare accantonamento o magazzino e quindi sei costretto ad accettare l'offerta del mercato a ribasso. Proprio così, è proprio così. Fulvia, purtroppo il tempo ci corre dietro. Certo, Sì. il tempo ci corre dietro, grazie alla tua testimonianza, anche perché arriva da una parte bellissima dell'Italia e da un'armatrice, diciamo, a volte le figure nella pesca non sono così, diciamo, le figure femminili nella pesca non sono così frequenti, invece te sei una persona che segue le sue varie... Noi donne siamo buttate, conosco tante colleghe donne che si sono messe in campo e devo dire che sono tutte belle, come si dice, ben convinte e ben capite, scusatemi il termine che non lo so. usare, ma... ti ho conosciuto la grinta che hai. Fai tremare le tremiti, fai tremare le tremiti. Fai tremare le tremiti. Detto questo, grazie Fulvia per la tua presenza. Io vi lascio, quindi saluto Fulvia, salutiamo il Molise, ma salutiamo anche gli ascoltatori perché ci rincontriamo fra poco dopo l'editoriale del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti con Liberamente. A tra poco. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.